Vai. Buongiorno amici di Fanner e benvenuti alla Selva dei Pini, Pomezia. Sono pronti a scendere in campo l'Airone Ardea contro la W3 Roma Team per una sfida che vale la terza giornata del campionato di prima categoria Girone G. Passiamo alla lettura delle formazioni. La formazione di casa schiera il numero 1 Castellani, 2 Amoriello, 3 Colonnelli, 4 il vice capitano Ciccolini, 5 Bilancini, il numero 6 Innocenzi, 7 Vallesi, 8 Marrocco, 9 Feola, il capitano, 10 Mancini, 11 Cataffo. La formazione ospite, il numero 1 Pro, 2 Panzeri, 3 Bernardi, 4 Ciorciolini, 5 Giovannetti, 6 Bianchi, 7 Baldassarre Fabiano, 8 Mirante, 9 Manelli, il numero 10 Baldassarre Fabrizio, 11 Di Rosa. Primo possesso sarà a disposizione della squadra ospite che attaccherà in tenuta bianca e nera da destra a sinistra. La squadra di casa invece in tenuta rosso-blu attaccherà da sinistra a destra. Primo possesso con il lancio lungo del numero 5, il capitano. Lancio lungo subito intercettato dal portiere Castellani che allarga sulla fascia sinistra. Porta avanti la palla il terzino. Ripassa da Innocenzi. Amoriello sul pressing di Rosa. Amoriello ancora. Lancio lungo di Colonnelli. Per il numero 11 si fa vedere subito Feola. Buon intervento di Bilancini che spazza in fallo laterale. Pro in possesso del pallone. Bernardi. Appoggio al centrocampista centrale che sbaglia l'appoggio. Il numero 4 Ciccolini prova a imbucare subito per Cataffo ma salva la difesa della Roma Team. Bravo Bruno! Il numero 7 Vallesi è pronto a battere la rimessa laterale. Si fa vedere lì vicino Ciccolini. L'arbitro ferma il gioco perché ci sono 2 palloni in campo. Vallesi ricomincia da Amoriello. Attenzione, errore del centrocampo con il numero 4 bianco-nero che imbuca subito su Manelli che cerca di salvare la palla prima che esca in rimessa di fondo e ci riesce scaricando per Di Rosa che di sinistro mette in mezzo, respinta dalla difesa. Pressing alto della W3 Roma Team che conquista un fallo. Punizione a favore della W3 Roma Team. Più giocatori vicini al pallone, pronti a battere la punizione. Sono rimasti soltanto Bernardi e Mirante adesso vicino al pallone. Chiama uno schema alzando il braccio. Mirante, sì, Bernardi. Tutti i giocatori sono disposti sul secondo palo. Si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro. Mirante alla battuta, interno sinistra, prova il tiro, rimbalza davanti al portiere, ma Castellani è sicuro e blocca. Rimane alto il baricentro della W3 Roma Team. Colonnelli subito. Lancio lungo per il numero 11 Mancini che è davanti al portiere. Troppo piano il tiro di Mancini e Pro è molto bravo e blocca. Mirante, molti tocchi, cambio di gioco da sinistra a destra. Sbaglia lo stop. Baldassarre conquista comunque una rimessa laterale della squadra ospita. Mirante si fa vedere, appoggia per l'esterno destro che ha spazio per crossare, la mette in mezzo, bene, troppo lungo nella zona di nessuno. Sarà rimessa dal fondo per i padroni di casa.
Castellani pronto a lanciare lungo. Numero 5, bianconero, salta, intercettando il pallone. Pallone di nuovo in possesso dei padroni di casa. Lancio lungo per il numero 11, che fa una buona spunta di testa per Feola, che prova a saltare un uomo, allarga sulla destra, uscita di Pro. Si è difesa bene la squadra ospite. Pro decide che cosa fare. Mette il pallone per terra. Salta Baldassarre, in possesso del pallone, che ritorna però alla squadra rosso-blu. Rimessa laterale per la squadra ospite. Panzeri con la palla in mano, pronto a battere la rimessa laterale. Per Manelli, che sbaglia lo stop. Prova il contropiede, il rosso-blu. Ancora rimessa laterale per la W3 Roma Team. Ancora Panzeri, lancio lungo, sbagliato. Interviene Innocenzi, che se la cava bene per Colonnelli, che passa al terzino sinistro. Buona trama in uscita dal pressing per la squadra di casa, che adesso libera spazio sulla fascia opposta. Lancio lungo di Ciccolini, troppo lungo, Pro blocca in sicurezza. Bernardi porta avanti il pallone per il capitano, il numero 6, Bianchi. Lancio lungo sbagliato, ma sbaglia anche lo stop. Mancini riesce a rimediare il centrocampo della squadra di casa. Possesso W3 Roma Team. Panzeri viene pressato e perde il pallone. Rimessa laterale battuta, si inizia da una trama a centrocampo. Intercettato il pallone da Mirante. Amoriello allarga sulla destra per per Vallesi. Vallesi pronto a battere la rimessa sull'out di destra. Si fa vedere Ciccolini. Vallesi. Amoriello. Di prima il centrocampista per l'inserimento di Ciccolini in fuorigioco. È salita bene la difesa della squadra ospite, conquistando un calcio di punizione. Lancio lungo di Pro. Scontro di testa. Rimessa laterale per gli ospiti. Bernardi si fa vedere per battere la rimessa laterale. C'è stato un cambio del pallone. Rimessa lunghissima di Bernardi. C'è un contrasto e viene fischiato fallo in attacco di Baldassarre. Battuta velocemente la punizione dall'Ardea, che prova a sviluppare il proprio gioco sull'out sinistro. Ricomincia dalla difesa. Palla complicata, messa giù bene da Innocenzi, che lancia lungo nella terra di nessuno. Controlla con calma Panzeri. Baldassarre protegge il pallone, ma commette fallo. Punizione nella metà campo offensiva per i rossoblù. Pronti a battere i rossoblù. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 3 punti in classifica. Stesso percorso, una vittoria e una sconfitta per entrambe nelle prime 2 giornate. Fischia l'arbitro. Palla in mezzo, alta. Pro, ancora una volta sicuro, blocca. Il numero 1 in maglia arancione lancia lungo sulla fascia destra, ma è attenta alla difesa dell'Ardea. Cataffo perde palla.
prova subito con un passaggio centrale, la W3 Roma Team a ripartire, ma sbaglia. Un po' di spazio per Vallesi. Di prima il numero 5 intercetta bene il capitano Bianchi. Vallesi. In tranquillità riparte la W3 Roma Team. Lancio lungo per il numero 9 Manelli, che viene però contrastato con semplicità dalla difesa dei padroni di casa. Ancora Vallesi. Salta bene Di Rosa che lo stende. Calcio di punizione per il rossoblu. Bilancini. Innocenzi. Lancio lungo di Colonnelli. Se la cava non troppo bene la difesa bianconera. Mancini prova a proteggere palla. Cataffo. Ancora Mancini. E Bianchi ci mette una pezza spazzando via la palla. Momento un po' di confusione nella partita. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento. Batte la rimessa. Intercettati però i passaggi dell'Ardea. Prova con un lancio lungo a ripartire la W3 Roma Team. Baldassarre va convinto sulla palla, spinge il difensore avversario. Baldassarre cicca il pallone, tira alto. Buona occasione per la W3 Roma Team. Di esperienza. Pure abbastanza evidente, strano. Al rilancio Castellani. La palla non si alza troppo, ma finisce comunque sull'out sinistro, precisamente. Baldassarre recupera palla e scarica in un corridoio centrale per Mirante, che riesce a recuperare dal pressing avversario, scaricando per Bernardi, che ha un po' di spazio, la mette bene in mezzo di sinistro, respinta della difesa. Rimessa laterale per i bianconeri. Bernardi. Mirante di prima e mezzo, sbagliato completamente. Feola. Bianchi svirgola. Bernardi, contrasto con il numero 4 e l'arbitro ravvede un fallo. Si ricomincerà con un calcio di punizione per la squadra ospite. Bianchi sul punto di battuta. Giovannetti ancora per Bianchi, che l'alza per Bernardi. Buono stop, triangolo con De Rosa. Bernardi al centro, ma intercetta bene la difesa rossoblù. Colonnelli allarga sulla fascia destra per l'inserimento di Vallesi. Bernardi copre bene il pallone. Rimessa laterale bianconera. Rimessa lunga di Bernardi. Baldassarri al contrasto, ma vince il contrasto alla difesa rossoblù, che ricomincia con calma. Ciccolini per Vallesi. Bilancini. Innocenzi scarica sulla sinistra. Colonnelli. Lancio lungo. Posizionata bene la difesa bianconera. Mirante ha un pochino di spazio. Si guarda intorno per vedere il movimento dei compagni. Imbuca sull'out di destra, nella terra di nessuno. Rimessa laterale per i padroni di casa. Rimessa laterale, rincorsa, lancio lungo. Riesce ad arrivare la palla a Feola, che ha un pochino di spazio ma preferisce non imbucare direttamente e fa ricominciare l'azione della difesa. Vallesi sull'out di destra. Ciccolini di prima, buona palla. Attenzione, sbaglia il contrasto. Adesso la palla finisce sull'out di sinistra per Cataffo.
che riesce a salvare la palla da rimessa laterale, no, si riprenderà con una rimessa laterale, ma l'arbitro lascia giocare, quindi Bianchi rientra in possesso del pallone. Di Rosa, questa volta la palla esce, rimessa laterale in zona offensiva per l'Ardea, che prova ad alzare la pressione per rompere l'equilibrio. Vallesi, Ciccolini, Vallesi, rientra sul destro, buon numero, Ciccolini la mette forte in mezzo, contrabbattuta da Baldassarre. Ciccolini ancora in mezzo, respinta da Bianchi, spazza la difesa bianconera. Colonnelli rientra in possesso del pallone, allarga sull'out di sinistra, sulla stessa verticale per il numero 8, buon numero per il 10, che però non riesce ad arrivare sul pallone. Buona trama offensiva dei padroni di casa, buon momento dei padroni di casa, che però non hanno ancora avuto delle vere occasioni. Pro decide di non giocarla corta, ma di lanciare lungo. Probabilmente cercherà il colpo di testa di Baldassarre. Manelli anticipato, allarga sulla fascia destra Panzeri, il numero 7 la salva, lancio lungo di Panzeri, Manelli riesce a fare una buona sponda per Ciorciolini, Panzeri tiene un po' troppo il pallone, contrastato Baldassarre, subisce fallo. Non ne abbiamo presa una di testa, una non ne abbiamo presa, manco per sbaglio. Ti ho detto a fine primo tempo. Perché piangi? Vicino al pallone per battere questa punizione Baldassarre e Mirante, Baldassarre e Mirante. Col destro Baldassarre, col sinistro Mirante, che alza tutte e due le mani per chiamare uno schema. Vediamo quale dei due centrocampisti tirerà. Chiama lo schema. Palla bassa. Sponda. Troppo lunga. Rimessa dal fondo per l'Ardea. Castellani, Amoriello, Vallesi al centro, trova bene Bilancini, Amoriello contrastato molto bene dal pressing di Baldassarre, prova ad alzare il proprio baricentro la squadra ospite. Vallesi, rimessa lunga intercettata da Bernardi, che però sbaglia il colpo di testa, facendo arrivare la palla a Marrocco, che con un buon numero salta la linea dei centrocampisti avversari. Buon dribbling da parte del giocatore dell'Ardea, che scarica per Vallesi, che ha un pochino di spazio, la mette alta in mezzo per Feola, troppo lunga, ma il colpo di testa fuori di poco di Cataffu, che sfiora il gol. Bella trama dei padroni di casa. Valerio oggi zero proprio, non pressa, Siamo in difficoltà tutti, ma no, Valerio è sempre salvato. Bella trama dei padroni di casa, che però non sono riusciti a realizzare il primo gol della partita. Pro, ennesimo lancio lungo. Manelli, buona sponda di testa per Baldassarre, che viene però contrastato efficacemente da Innocenzi, ma recupera palla Baldassarre, si accentra, prova un colpo di tacco, la palla arriva al suo compagno di squadra, che punta sull'out di destra. Baldassarre riesce a crossare in mezzo, ribattuto, rimessa laterale in zona d'attacco per i bianconeri, che reagiscono dopo l'occasione dei padroni di casa. Rimessa lunga in mezzo per Manelli, che non viene trovato, respinta di Colonnelli, prova il tiro da fuori, no, controbattuto da Marrocco. Vallesi ha spazio sulla fascia destra, contrastato da Di Rosa, scarica per Ciccolini, Marrocco, Feola, subisce fallo il numero 11 Cataffo. L'ha subito prima di farlo però, Calcio di punizione in zona offensiva sulla tre quarti per la squadra rossoblu. È una buona squadra.
Ciccolini L'anno scorso stavano a sistema per bene il pallone. 4 e l'8 sono bravi. stavano a giocare alla Io. No. La palla è lontana dalla porta, ma forse potrebbe anche provare una conclusione. Si sono salvati all'ultima giornata, non so se sono stati ripescati. Il numero 4 è pronto a battere con il destro. Ciccolini prova la battuta e rete! Errore del portiere e l'Ardea va in vantaggio 1-0. Non si è capito se c'è stata una deviazione vicino alla porta. Comunque il movimento del difensore dell'Ardea ha tratto in inganno Pro, che non è riuscito a bloccare il pallone. Vantaggio per la squadra padrone di casa 1-0. Manda un messaggio su di a Paolo, Mauro, che c'ho il telefono io e ce l'ha Leo. Da una posizione piuttosto innocua, l'Ardea è riuscita a passare in vantaggio. 1-0 per i padroni di casa. Lancio lungo di Mirante. Per nessuno. Inerzia della partita naturalmente in questo momento a favore dell'Airone Ardea. Appena passata in vantaggio. Rimessa laterale battuta. Feola, anticipato. Preferisce ricominciare dalla difesa. La W3 Roma Team, ma sbaglia il passaggio sull'esterno destro. Mancini. Per Marrocco. Buon intervento di Panzeri. Rimessa laterale per i padroni di casa. Ancora Mancini. Contrastato bene da Giovannetti. Vediamo se riesce a partire in contropiede la Roma Team, ma Baldassare è anticipato. Feola prova a vincere un contrasto, ci riesce, l'arbitro non fischia fallo, quindi possesso Roma Team. Sbagliato il passaggio che viene intercettato prontamente da Vallesi. Ciccolini ne salta uno, ne salta due. Chiude un triangolo, Ciccolini sulla destra per Feola che ha un pochino di spazio. Feola prova il gol, rete! 2-0, bellissima azione della squadra di casa e Feola realizza il suo terzo gol in campionato colpendo la palla di collo pieno e superando l'incolpevole Pro. Vai, ripeti, scusami, che hanno segnato proprio adesso. 2-0 per i padroni di casa, 1-2, terribile. Calcio Fanner New. I rossoblù sfruttano due occasioni consecutivamente, portandosi sul doppio vantaggio. Vedremo se riuscirà a reagire la squadra ospite. Sì. Baldassarre per Mirante che lancia di sinistra. Sponta di Manelli. Vallesi per il proprio difensore. Lancio lungo. Bianchi intercetta con calma, ma poi sbaglia l'appoggio. Ciccolini, Feola, autore del secondo gol, subisce fallo ed è per questo che ha sbagliato il passaggio. Gesto di fair play di Di Rosa che aiuta Feola a rialzarsi. Terzo gol in campionato di Feola. Uno in ogni partita giocata quest'anno. Ciccolini sul punto di battuta, il vice capitano. Da una posizione simile è arrivato il primo gol. Giocatori dell'Ardea posizionati sul secondo palo, pronti all'inserimento. Ciccolini col destro, di nuovo una palla, questa volta troppo alta, però in due tempi. Rimane alto il baricentro della squadra di casa. Mirante ha un pochino di spazio da prendere e lo sfrutta lanciando di sinistro, basso, sbagliato. Passaggio intercettato da Innocenzi. La palla arriva a Castellani. Lancio col destro di Castellani. Bianchi, Bernardi. Lancio lungo di Bernardi per il movimento di Manelli, ma attenzione, errore clamoroso del portiere, ma la palla non entra. Salvataggio pazzesco del difensore che salva un gol che sembrava fatto. Manelli anticipato di un niente dopo un errore clamoroso dell'estremo difensore.
Occasione enorme per accorciare le distanze per la W3 Roma Team, che non è riuscita a sfruttarla però. Fa battere Baldassarre Fabiano. Chiama uno schema, alzando entrambe le braccia. Mischia in area di rigore, la palla è dietro, bassa per Di Rosa che viene però anticipato. Attenzione, Feola protegge palla, riesce a scaricare sulla sinistra per il numero 4, Ciccolini, che adesso ha spazio da prendere, sulla destra l'inserimento di Vallesi, palla filtrante, Bianchi è attento, Feola ancora però. Ciccolini, stoppa male il pallone ed è pronto a rientrare Panzeri, che lancia per Manelli, che subisce fallo, spinto dal difensore centrale dei rossoblù. Io addirittura stavo di ma che ce va a fare? Mirante prova il lancio buono, respinto dalla difesa. Marrocco subito per Feola, che cerca di fare una sponda, anticipato però dalla difesa bianconera. Bernardi molto attivo in questo primo tempo. Ancora Bernardi, d'interno destro, sbaglia il passaggio, ma rientra in possesso del pallone Ciorciolino, che riscarica per Bernardi, che salta un uomo rientrato sul sinistro. Bernardi sul movimento di Baldassarre, vicino alla linea di fondo. Baldassarre salta l'uomo, salta il proprio difensore, lo risalta, attenzione, Baldassarre pronto a entrare in area di rigore. Baldassarre sul destro, scarica dietro per l'arrivo di Panzeri, che stoppa il pallone ma non tira. Panzeri ancora sul lato di destra, la mette bene in mezzo, la palla supera tutta la linea di porta ma nessuno è pronto a metterla dentro. Baldassarre sbaglia poi lo stop. Buona reazione però della squadra ospite, che va vicino per 2 volte al gol del 2-1. Riparte il contropiede dei rossoblù, che però viene prontamente fermato dal numero 4 Ciorciolini. È ancora viva la squadra bianconera. Mirante sul punto di battuta, come al solito. Sale anche Giovannetti, rimane solo Bianchi in difesa. Buon cross di Mirante, colpo di testa, fuori di poco. Giovannetti ha sfiorato il 2-1. Castellani lancia lungo per il numero 10 Mancini, che riesce a farla scorrere, ma Cataffo è anticipato da Giovannetti. Mancini batte la rimessa laterale sulla fascia sinistra. Cataffo subisce fallo, calcio di punizione sulla tre quarti offensiva per i rossoblù. Marrocco sul punto di battuta, ma si avvicina anche Ciccolini, che è stato molto pericoloso sulle 2 punizioni precedenti. Dalla prima era addirittura scaturito il gol del vantaggio dell'1-0. E infatti sarà proprio Ciccolini a battere. Sono saliti anche i difensori centrali della squadra rossoblù. Va Ciccolini col destro, la colpisce male, respinge Panzeri, la palla si alza, Feola in contrasto con Panzeri, rilancia Giovannetti, spazio per Manelli, che riesce a proteggere bene il pallone, a subire fallo e far salire la propria squadra. Buon momento per la squadra ospite, che vorrebbe accorciare le distanze prima della fine del primo tempo. Bianchi, Bernardi ha un po' di metri da prendere. Bernardi basso di sinistro, cross completamente sbagliato. Con calma la manovra della squadra di casa. Ciccolini, lancio lungo per l'inserimento di Feola. Bianchi è in vantaggio, attenzione, ma copre male il pallone, davanti, rete sul primo palo. 3-0 Feola, quarto gol in campionato, secondo in questa partita. Feola porta la squadra di casa sul 3-0. Ardea, un primo tempo fantastico, 3-0. Poche occasioni, tutte sfruttate. Il bomber Feola sta facendo impazzire la difesa bianconera.
In questo caso è sembrato grave l'errore del capitano Bianchi, che non è riuscito a coprire adeguatamente il pallone ed è stato sorpassato da Feola, che poi sul primo palo ha infilato Pro. Bianchi, una botta terribile per i bianconeri. Giovannetti sull'out di destra per Panzeri, che imbuca su Manelli. Bianchi di prima per Bernardi. Lancio di sinistro per l'inserimento di Baldassarre, che stoppa di petto, no, di mano. Punizione per i rossoblù. Alla mezz'ora di gioco sono ben 3 le reti di vantaggio dell'Ardea nei confronti della W3 Roma Team. Bilancini al lancio, troppo lungo, Feola neanche prova a inseguire la palla e Bernardi la scorterà fino alla rimessa di fondo. Pro allarga sulla fascia destra per Giovannetti, che non sa bene che cosa fare con il pallone, lo porta avanti e prova il lancio per Baldassarre, che però è contrastato bene da Innocenzi. Vediamo Baldassarre sull'uscita sicura di Castellani, che con tranquillità fa iniziare l'azione della propria squadra. Amoriello si fa vedere Ciccolini, che stoppa e prende un calcio, ma l'arbitro non lo ravvede, quindi Mirante ha un pochino di spazio, doppio passo, salta l'uomo, subisce fallo di Ciccolini. Buona posizione per una punizione per i bianconeri, che devono cercare in qualche modo di accorciare le distanze il prima possibile per avere speranze nel secondo tempo di riagguantare il risultato. Mirante e Ciorciolini sul punto di battuta. Solito schema chiamato da Mirante con tutti i giocatori bianconeri disposti sul secondo palo. Solo Bernardi e Bianchi sono rimasti sulla linea difensiva. Parte Mirante col sinistro sul primo palo, intercetta bene la difesa rossoblù. Marrocco prova a far ripartire Vallesi, che di destra se la porta avanti, attenzione, contropiede pericoloso per l'inserimento del numero 11 Cataffo, che viene fermato brillantemente da Bernardi, che è costretto però al lancio lungo. Trova bene Baldassarre, che si gira bene, ma viene contrastato dal numero 4 Ciccolini. Mirante sul suo sinistra, Mirante ne salta uno, ne salta due, prova il tiro, respinto. Si ricomincerà con un calcio d'angolo per la squadra ospite. Soluzione estemporanea di Mirante, che ha provato a dare una scossa ai suoi. Calcio d'angolo per i bianconeri. Mirante si fa vedere vicino. Discussione con l'arbitro per la distanza, che secondo Mirante non viene rispettata. Siamo pronti probabilmente a vedere il calcio d'angolo. Cross in mezzo, da solo completamente, sbaglia l'impatto di testa il giocatore bianconero e non riesce a realizzare il 3-1, che sarebbe stato utilissimo in vista del secondo tempo. Manelli ha sprecato un'ottima occasione. Il portiere in tenuta verde dell'Ardea, pronto a ricominciare l'azione. Lancio lungo per Feola, che salta di testa anticipando Giovannetti, ma la sponda è sbagliata. No, rimessa laterale per i rossoblù. Mancini a battere. Feola di testa, ancora per Mancini. Appoggia dietro per Marrocco. Buon interno destro di prima, che trova il proprio attaccante, che però sbaglia lo stop. La palla resta in possesso dell'Ardea, che però commette fallo. Punizione in zona difensiva per i bianconeri. Bianchi di prima. Bernardi lancia per Di Rosa, che prova di prima per Manelli. Contrasto di testa, Manelli si mette le mani in testa
ha subito una brutta botta. L'arbitro non ha fischiato nulla, ha semplicemente fermato il gioco per valutare le condizioni del numero 9 bianconero. Si partirà con una palla a 2. Mirante si avvicina per restituire palla ai padroni di casa. Castellani. Colonnelli. Verticalizza subito per Cataffo, che però viene anticipato. Mirante si gira. Bianchi sbaglia l'appoggio. Bernardi perde molti metri per recuperare questo pallone. Mirante lancia lungo col destro, contrastato con un brutto fallo del numero 4 Ciccolini. Mirante resta a terra. Intervento molto duro di Ciccolini a metà campo, Mazza, niente, sta a posto. che però non è stato sanzionato con un cartellino giallo dall'arbitro. Si riprenderà con un calcio da fermo nel cerchio della metà campo per i bianconeri. Il capitano sul punto di battuta, si avvicina anche Mirante con il destro, lancio lungo per il solito Manelli, che però viene anticipato. Feola stoppa, ottimo lavoro di Feola. Marrocco sulla sinistra per Mancini. Feola non ci arriva, Mirante rientra in possesso del pallone, perde un contrasto però e parte il contropiede con Feola che prova la bomba da fuori. Niente da fare. A 10 metri dalla porta il tiro. Velleitario in questo caso di Feola, che ha provato a trovare la tripletta. Giovannetti. Bianchi. Stoppa di sinistro e appoggia col destro. Bernardi di prima. Ancora per Bianchi. Giovannetti viene lasciato libero di giocare. Sbaglia completamente il passaggio. Marrocco. Lancio lungo di Mancini, intercettato da Panzeri. Dai ragazzi, cazzo, forza! Innocenzi, con calma, non viene pressato dai bianconeri, quindi può ragionare. Innocenzi scarica sulla sinistra per Colonnelli. Lancio per Mancini. Buon intervento di Panzeri che manda il fallo laterale. L'arbitro assegna rimessa laterale alla squadra ospite. L'ultimo tocco probabilmente è stato di Mancini. Colonnelli intercetta di testa. Non ne diamo una di testa. Panzeri. Rimessa lungo. Protegge bene il pallone il centrocampista bianconero. Bernardi. Di Rosa. Ha un po' di spazio da prendere. Il numero 11. Prova un'imbucata sbagliata completamente. Ciccolini ora può far ripartire l'azione, ma Mirante capisce molto prima le intenzioni del numero 4, intercettando. Bernardi ricomincia dal capitano Bianchi. Sulla destra per il solito Giovannetti. Panzeri salta il proprio uomo. Panzeri si accentra e prova il lancio lungo su Manenti. Ciorciolini. Panzeri subisce una brutta scivolata che infatti viene sanzionata con un cartellino giallo. Marrocco, il primo ammonito della partita. Punizione dalla 3/4 per la W3 Roma Team, che proverà a sfruttare questi ultimi 5 minuti per perlomeno accorciare il risultato, che in questo momento la vede sotto di 3 reti. Mirante col sinistro. È salito Giovannetti. Si alza la difesa, la linea della difesa rosso-blu, per far cadere gli attaccanti della squadra ospite in fuorigioco. Mirante è pronto a battere, si aspetta il fischio dell'arbitro che arriva
parte Mirante col sinistro, la palla però non supera la prima linea dei difensori rossoblù. Ancora Mirante in possesso del pallone che prova un altro lancio lungo. Sbagliato anche questo, respinta centrale rischiosa della difesa dell'Ardea. La palla va a Ciorciolini che ricomincia sulla sinistra di Rosa, che l'alza a campanile per l'arrivo di Manelli, che prova a riconquistare il pallone, ce la fa, subisce fallo, calcio di punizione, ma la palla, il contrasto forse è avvenuto sulla linea di porta, sulla linea dell'area di rigore, ma l'arbitro ha visto fuori, quindi ha concesso un calcio di punizione per i bianconeri. Ma che rischio corso dal terzino destro dell'Ardea. Ancora Mirante e lui il prescelto a battere questa punizione con il suo interno sinistro tirerà una punizione a uscire per l'inserimento dei propri compagni di squadra. 2 giocatori in barriera disposti da Castellani, che cerca di coprire il primo palo il più possibile. A un passo l'area, Mirante la mette in mezzo, alta sul secondo palo, non ci arriva nessuno e riparte la controffensiva della squadra di casa con Mancini che subisce una trattenuta sanzionata dall'arbitro con un cartellino giallo. Ammonito il numero 4 Ciorciolini, secondo giallo della partita dopo Marrocco dell'Ardea. Ennesima occasione non sfruttata adeguatamente dalla squadra ospite, che avrebbe potuto segnare almeno un gol nel corso di questo primo tempo. Lancio lungo di Colonnelli, no, passa corto. Ora lancio lungo per Vallesi, Bernardi non ci arriva, Vallesi ha molto spazio per puntare Bianchi, Vallesi 1 contro 1, Vallesi va sul destro, Vallesi ancora contro Bianchi, ma la riesce a mettere bene in mezzo per l'inserimento di Cataffo, che a porta vuota sigla il 4-0. È crollato. La squadra bianconera è completamente crollata. 4 reti subite in soli 45 minuti. Il primo gol di Ciccolini, poi Feola e adesso l'inserimento micidiale di Cataffo. 4-0. Da segnalare anche l'ottima azione sull'out di destra di Vallesi, che saltando Bianchi è riuscito a servire davanti alla porta Cataffo, che non ha dovuto fare altro che spingere il pallone nella rete avversaria. Baldassarre, intercettato il passaggio da Colonnelli. Feola protegge il pallone, lo serve a Marrocco. Feola. Colonnelli salta l'uomo e viene atterrato da un nervoso Manelli. L'arbitro lo redarguisce. Colonnelli alla battuta. Innocenzi. Amoriello. Innocenzi, che va al lancio lungo per Feola, anticipato stavolta da Giovannetti, Di Rosa. Corridoio a sinistra per Mirante, passaggio troppo lento, intercettato dalla difesa rossoblù. Pressione alta di Mirante, che manda la palla in rimessa da fondo. Castellani va a recuperare il pallone. Posizione pallone Castellani, si rimette a posto i calzettoni ed è pronto a battere lungo come dall'inizio della partita. Sulla fascia destra per Ciccolini, che salta di destra contrastato da Bernardi e interviene Bianchi. Giovannetti di testa, la lancia lunga. La palla arriva a Baldassarri. L'arbitro, per la regola del vantaggio, concede il fallo subito da Manelli.
Mirante. Prende una rincorsa lunga Mirante che va col sinistro in mezzo alla barriera, palla uscita sull'out di destra. Non ha messo paura a Castellani il tiro di Mirante. È molto alta la difesa bianconera, quasi alla metà campo. Giovannetti e Feola, solido contratto di testa e solida vittoria di Feola. Arbitro sanziona un fallo su Cataffo, l'autore del quarto gol. Marrocco col suo destro è pronto a metterla in mezzo. Marrocco col destro, lancio lungo, vediamo l'uscita di Pro con Feola che la colpisce di testa, anticipando l'uscita improvvida di Pro. Vicino al quinto gol e alla sua tripletta personale. Feola. Al rilancio Pro. Manelli, anticipato di testa dal numero 6 di Rosa, vince il contrasto e serve Baldassarre che si gira col sinistro, la mette giù bene, inserimento di Manelli, Manelli atterrato in area di rigore, l'arbitro lascia andare, rimessa laterale per l'Ardea. Buona azione targata di Rosa e Baldassarre che ha verticalizzato bene per Manelli che non è riuscito a concludere verso la porta. Bernardi intercetta, Mirante col sinistro, rientra sul sinistro ancora, Mirante ancora, tiene troppo il pallone, inserimento di Bernardi. Lancio di Bernardi lungo per Di Rosa che dà un calcione a Innocenzi, fallo brutto ma involontario. Di Rosa va a chiedere scusa immediatamente ad Innocenzi. È necessario l'intervento del medico in campo. L'arbitro fischia la fine del primo tempo, tutto a targa rosso-blu, 4-0 Airone Ardea nei confronti della W3 Roma Team. Inizia il secondo tempo. Un cambio per la W3 Roma Team, è uscito il Capitan Bianchi ed è entrato il numero 13 Scafetti. Subito occasione per la squadra rossoblu che entra in area di rigore, Scafetti si fa vedere bene immediatamente, Bernardi è costretto a mandare in calcio d'angolo. Va alla battuta Marrocco. Recupera il pallone Marrocco e lo posiziona sulla bandierina del calcio d'angolo. Prende ora la rincorsa Marrocco con il destro ad uscire, la palla si alza, ribattuto bene da Manelli. Mirante, contropiede per i bianconeri. Mirante porta bene palla avanti con il sinistro, sbaglia però l'imbucata centrale. Lancio lungo sbagliato dalla difesa rossoblu. Bernardi. Scafetti. Giovannetti. Ciorciolini l'appoggia sulla sinistra per Panzeri. Contrasti a centrocampo e alla fine Manelli riesce a scaricare sul numero 7 che però sbaglia lo stop e poi commette fallo sul ripiegamento difensivo di Mancini. Colonnelli appoggia sull'altro compagno di difesa, Innocenzi, che porta avanti il pallone ed è pronto a lanciare con il destro.
intercettato da Di Rosa, sbaglia poi lo stop il numero 7 Vallesi, rimessa lunghissima e precisa per Manelli che fa una buona sponda per Baldassarre che appoggia per Mirante. Mirante salta un uomo, Mirante di sinistra la mette bene in mezzo per Manelli che sbaglia il colpo di testa, ma un buon inizio di secondo tempo per i bianconeri. Castellani va al lancio lungo, sbaglia la rincorsa, la deve riprendere e invita la propria difesa a salire alta, a far alzare il baricentro. Lancio lungo in direzione di Giovannetti che intercetta e scarica su Pro. Panzeri porta avanti il pallone con il destro, salta Feola per il capitano Baldassarre, vice capitano Baldassarre diventato capitano dopo l'uscita dei bianchi. Panzeri, spallata ma prende la palla Giovannetti. Feola, punta numero 4 Feola sulla fascia sinistra, perde il contrasto poi dopo il ripiegamento difensivo del numero 7 Baldassarre. Panzeri batte la rimessa laterale per Giovannetti. Scafetti, pressato alto dal numero 4 rosso-blu che costringe una manovra poco fluida dei bianconeri. Ciccolini sbaglia completamente il passaggio, intercettato da Giovannetti che col destro lancia lungo per Manelli che salta di testa ma non la prende neanche questa volta. Ricomincia dal portiere Lardea. Colonnelli col sinistro trova bene Mancini. Mancini si fa vedere Marrocco dietro ma non lo serve. Buona percussione centrale di Mancini, scarica dietro poi per Marrocco che vince il contrasto con il numero 7 bianconero e di esterno destro prova a servire gli attaccanti della sua squadra sbagliando però. Buon ripiegamento di Ciorciolini che si fa ridare palla e prova a far salire i bianconeri. Bernardi per Di Rosa, sbaglia il passaggio centrale. Di Rosa, attenzione, Mirante, doppio passo di esterno destro, serve bene il numero 7 Baldassarre che però deve buttare fuori perché un suo compagno di squadra è rimasto a terra. Si è fatto male Di Rosa, il numero 11. Mancini per Marrocco che restituisce sportivamente la palla ai propri avversari. Giovannetti, Panzeri guarda subito avanti e serve Baldassarri che viene trattenuto da Colonnelli che commette fallo in una posizione abbastanza pericolosa. Il solito Mirante sul punto di battuta con il suo sinistro. A pochi metri fuori dalla linea dell'area di rigore, una buona occasione per la squadra bianconera per siglare il primo gol della partita. O Mirante col sinistro o Baldassarre col destro ed si è posizionato sulla fascia destra pronto per un cross. Panzeri, vediamo la scelta dei giocatori bianconeri. Questa volta parte Mirante, basso, respinta da Feola. De Rosa stoppa. Pressing di Cataffo, lancio lungo di Scafetti. Baldassarre con la fascia da capitano. Panzeri, Mirante, si gira bene con il suo sinistro, salta anche Feola e scarica su Di Rosa, che di prima cambia gioco per Bernardi. Mirante col sinistro si allunga la palla con uno stop difettoso e Feola in sacrificio recupera il pallone ma poi sbaglia anche lui il passaggio. Giovannetti col destro, Di Rosa, contrasto, l'arbitro lascia correre.
Gioca Ste, non serve! Castellani, Vai Fabiano, recupera Fabiano. Marrocco. Lancio di Marrocco per Feola, che sponda di prima, sbagliata completamente. Manelli ha una buona occasione per far salire i bianconeri. Ancora Manelli, zona centrale del campo, scarica per Baldassarre che cicca completamente il pallone di sinistro. La palla neanche arriva e rimessa laterale. Vallesi, pressato da Di Rosa che non commette fallo. Vallesi se ne va con eleganza, salta un uomo e poi spalla contro spalla, no, l'arbitro vede un fallo. Buona azione difensiva di Vallesi. È appena entrato in campo il numero 18 Trobiani per la W3 Roma Team. Pressione di Manelli e infatti recupera bene palla la W3 Roma Team. Baldassarre si gira sul sinistro, Baldassarre vede il movimento dei compagni. Trobiani, ancora Baldassarre, sbagliato il passaggio di Mirante. Ciccolini, Feola ha spazio da prendere, Feola allarga sulla sinistra, bene per il numero 10 Mancini, raddoppiato Mancini, salta un uomo e scarica dietro per Marrocco. Marrocco per il numero 3 Colonnelli. Innocenzi di nuovo a destra. Ciccolini recupera il pallone e subisce un fallaccio, gli viene anche tirata la palla addosso al numero 18. L'arbitro arriva a sedere la situazione. Ammonito il numero 8 Mirante. Terza ammonizione della partita. Innocenzi sul punto di battuta. Viste le difficoltà avute finora dalla Roma Team, probabilmente metterà anche questo pallone in mezzo, nonostante sia molto vicino al centrocampo. Pronto alla battuta Innocenzi. La alza, la palla non arriva neanche all'area di rigore. Prova a spazzare la difesa bianconera e ce la fa. Sali, veloce Fabiano. Innocenzi con calma la mette a rimessa laterale per non rischiare nulla. Pronto a battere Baldassarre che serve Ciorciolini, perde palla Trobiani, quindi riparte l'azione dell'Ardea. Di Rosa, inserimento centrale di Mirante che porta palla, prova il lancio lungo per Manelli, troppo sul portiere. Altra occasione sprecata dalla Roma Team. Panzer, via 2 metri, Panzer, via 2 metri in avanti. Castellani, Colonnelli, al lancio lungo di sinistro per il solito Feola che riesce a colpire la palla e a scaricarla poi sulla destra per Vallesi che può puntare l'uomo, prova il tiro Vallesi, questa volta molto distante dalla porta. Primo cambio per i padroni di casa. Esce il numero 8 Marrocco per il numero 15 Muse. Ottima partita di Marrocco che ha dato buone geometrie alla squadra di casa. Pronto a lanciare lungo.
palla arriva a metà campo per Manelli che non riesce a vincere il contrasto però. Subisce una manata, l'arbitro ferma il gioco. Come ne fallo? Dai Pier! Altro cambio in casa W3 Roma Team. Esce l'attaccante Manelli dopo aver subito una brutta botta ed entra il numero 17 Monti. Lancio di Trobiani per Baldassarre, troppo lungo e Feula fa ripartire l'azione dei rossoblù. Cataffo allarga sulla destra per l'inserimento di Vallesi ma intercetta bene Scafetti. Bilancini per Muse che scarica subito dietro per Innocenzi che ragione e riscarica sulla fascia destra, si fa vedere in mezzo Cataffo, salta il numero 18, attenzione, buona azione dell'Ardea, Cataffo in mezzo per l'inserimento del numero 15 che però sbaglia lo stop e ci pensa il numero 7 Baldassarre a mettere la palla fuori, l'altro Baldassarre perde il contrasto, ancora Ardea in attacco, si gira bene Colonnelli pressato dal neoentrato Monti, Mancini, Muse, Colonnelli prova a salire con convinzione la squadra bianconera. Innocenzi lancia lungo Di Rosa, vince il contrasto di testa, Giovannetti si fa scavalcare dal pallone, Cataffo in profondità per Feola, uscita di Pro, questa volta sicuro e riparte l'azione bianconera. Feola resta a terra, forse ha subito un forte contrasto durante l'uscita del portiere. Ricomincia il gioco e la palla viene restituita ancora una volta in maniera molto sportiva dall'Ardea. Giovannetti per Trobiani che si fa vedere, allarga sulla fascia sinistra per Di Rosa che di prima la ridà a Trobiani che però ha una verticalizzazione tra le grinfie della difesa rossoblù. Giovannetti, Panzeri, di destro Panzeri l'appoggia per Monti che non arriva sul pallone e la palla finisce comodamente al portiere Castellani. Innocenzi
pressato da Monti, non si spaventa e lancia lungo. Scafetti perde palla e Ciccolini, anche lui la perde. Momento di confusione in mezzo al campo contro Biani, che trova un giusto corridoio per Baldassarre, che allarga bene sulla sinistra per Mirante, che arriva sul fondo, prova a crossare in mezzo sul secondo palo per il numero 7, l'altro Baldassarre che stoppa in maniera difficoltosa e non riesce a metterla giù, e quindi sarà ancora rimessa dal fondo per la squadra padrone di casa. Castellani la gioca corta per Colonnelli, che lancia lungo di sinistra per il solito Feola, che la mette giù benissimo. Subisce una piccola spinta di Giovannetti, che riesce a mettere la palla in rimessa laterale. Secondo cambio per l'Ardea. Esce il capitano e capocannoniere della squadra, Feola, autore di una doppietta in questa partita. Terzo e quarto gol in campionato. Esce tra gli applausi della propria panchina e del pubblico. Al suo posto Mancini. Cataffo si gira sul destro, prova un colpo di tacco sbagliato. Scafetti vince un rimpallo. Mancini sulla sinistra ancora per Cataffo, che prova a girarsi sul sinistro, la mette in mezzo, la palla passa, respinta in sicurezza dal difensore centrale, il numero 4 Giorciolini. Prova a lanciare lungo ma non ci riesce. Ancora pressione dell'Ardea, che non si accontenta del 4-0. Sbagliato poi l'appoggio di Innocenzi. Rimessa laterale per i bianconeri. Panzeri. Per Trobiani. Allarga sulla sinistra per Di Rosa. Mirante sbaglia d'interno il passaggio. Riparte Bilancini, che prende spazio e scarica sul capitano. Ciccolini, che rientra sul sinistro, fermato abilmente da Di Rosa, che è andato a raddoppiare l'attuale capitano dei rossoblù. Proprio Vallesi va a battere. Si fa vedere il neoentrato Pisu. Vallesi proprio per Pisu, che la mette in mezzo. Calcio d'angolo per l'intervento di Di Rosa, che ha respinto il pallone oltre la linea di fondo. Terzo e ultimo cambio in casa rossoblù. Esce il numero 6 Innocenzi, autore di un'ottima partita, per far spazio al numero 17 dei Carolis. Si riprenderà con il calcio d'angolo in favore della squadra di casa. Alla battuta il nuovo entrato, il numero 18 Pisu. Cross in mezzo che supera il primo palo. Uscita così e così di Pro. Prova al volo Vallesi, la palla rimane lì. Buon intervento di Pro, che lancia lungo, cerca di far ripartire velocemente l'azione bianconera. Monti va in pressione per mettere difficoltà ai difensori dell'Ardea, che però non si fanno intimidire, e la palla arriva senza patemi d'animo a Castellani, che prende tutto il tempo che gli serve prima di rilanciare verso il centro per Giovannetti, che di testa spazza. Solito numero 17 Monti, bella botta alta di pochissimo. Buona Carlo! Sfiora il 4-1 la W3 Roma Team, un gol che perlomeno avrebbe reso il risultato meno amaro.
Lancio lungo di Castellani, contrasto di testa tra Ciorciolini e esce bene Scafetti, palla al piede, subisce anche fallo. Bravo Scafo! Bravo Scafo! Punizione nella metà campo difensiva comunque per i bianconeri che cercano con l'orgoglio di ridurre lo svantaggio. Ciorciolini, Panzeri, stoppa di destra e se la porta avanti di sinistro, prova ad arrivare sulla linea di fondo, Panzeri la mette in mezzo, respinta attenta ma in calcio d'angolo di Colonnelli. Panzeri pronto a battere il calcio d'angolo, si fanno vedere vicini Mirante e il numero 7. Baldassare parte il calcio d'angolo, respinto dalla difesa. Baldassare Fabiano, ancora col destro in mezzo, respinto. La palla rimane lì, però non riesce a spazzarla bene la difesa rossoblu, ma interviene salvando il calcio d'angolo Castellani. Siamo arrivati al 71esimo e il punteggio è ancora fermo sul 4-0. Punteggio ottenuto nel primo tempo per l'Ardea. Castellani lancia altissimo. Di Rosa colpisce di testa, facendo finire la palla tra le braccia del proprio portiere. Trubbiani guadagna metri e imbuca col destro su Baldassare, che però è anticipato perfettamente da Colonnelli. Trubbiani, pressato dal numero 15, riesce a servire di tacco Baldassare, che poi viene fermato con autorevolezza da Ciccolini, che riparte, palla al piede, prende il corridoio centrale del campo, ne salta un altro, Ciccolini ne salta ancora un altro, palla in mezzo filtrante per il 17 che intanto era a corso ma non ha visto l'ottimo passaggio di Ciccolini, perdendo una buona occasione. Riparte subito la squadra bianconera con Panzeri di prima, Monti per Baldassarre che punta il diretto difensore, rientra sul sinistro, Mirante ancora sul sinistro, giro centrale, buon intervento di Castellani. Subito palla sulla fascia destra, ritorna per il 2 Amoriello, Bilancini, Ciccolini, stoppa, si gira con calma e allarga splendidamente sulla fascia sinistra, ottimo stop del numero 10 Mancini, si fa vedere bene Cataffo che salta un uomo, ne salta un altro, arriva sulla fascia sinistra, la prova a mettere bene in mezzo ma Scafetti attento e fa ripartire palla a piede la propria squadra. Trobiani lancia subito per Baldassare che ha un po' di spazio ma prova a stoppare immediatamente il pallone ed è anticipato da Colonnelli che si appoggia con delicatezza al proprio centrale di difesa. Muse, Ciccolini, Muse, Bilancini, Mancini, rischia il passaggio, infatti viene quasi intercettato da Baldassarre. Muse però riesce a rimanere in possesso del pallone. Pisu porta avanti la palla allargando sulla fascia destra per Vallesi che ha un po' di spazio da prendere. Vallesi punta al centro, vede l'inserimento di Pisu, prova a servirlo ma c'è un buon ripiegamento difensivo di Trobiani. Mirante col sinistro cambia gioco preciso per Baldassarre che può andare con l'1 contro 1. Baldassarre rientra sul sinistro, Baldassarre ancora verso il centro, salta l'uomo, no, ottimo intervento di Pisu che rilancia poi, no, Pisu prende palla in questo momento, vertice dell'area destra, Pisu, doppio passo, contrastato da Di Rosa, mette in mezzo, calcio d'angolo per l'Ardea, ripartenza veloce dell'Ardea che vorrebbe siglare il 5-0. Pisu pronto a battere, la mette in mezzo forte sul secondo palo ma Baldassarre è attento e respinge, Ciccolini non la colpisce bene, riparte il contropiede dei bianconeri con Monti che però è da solo, attorniato da 4 giocatori rossoblu, non riesce a accompagnare velocemente la fase offensiva. La squadra ospite con Mirante che adesso prova a girare il pallone con passaggio orizzontale troppo lento che Muse intercetta, si gira Muse, vince un paio di contrasti e subisce fallo, fa salire la propria squadra e impedisce alla squadra bianconera di siglare il gol del 4-1.
Ciccolini, lancio lungo di Muse, sbagliato, e attento, e fa sua la sfera. Giovannetti, Trobiani porta palla perché ha spazio per Monti, si gira, Monti tiene molto il pallone per scaricare per Ciorciolini. Trobiani cambia fascia su Di Rosa che col suo sinistro prova a imbucare, sbagliato il passaggio ma viene ribattuto efficacemente dalla difesa rossoblu e la palla finisce ancora una volta tra le mani di Castellani. Rilancia Castellani, Giovannetti di testa, la ribatte e Ciccolini di sinistro in tranquillità, cambia gioco, arriva tardi sul passaggio Mancini, si ricomincerà con una rimessa laterale per la W3 Roma Team. Giovannetti, Trebbiani buono di prima per Monti che però arriva in ritardo. De Carolis si gira col destro, rientra e preferisce ricominciare ancora una volta dalla difesa. Colonnelli appoggia per il suo compagno di squadra Bilancini. Ciccolini, Pisu perde palla, rimessa laterale per i bianconeri. Di Rosa, Trobiani, Mirante non riesce a girarsi, Ciccolini, Vallesi, Ciccolini, cambia completamente gioco sulla fascia destra per Mancini, passaggio coi contagiri, Mancini punta il numero 2 bianconero, arriva sulla linea di fondo e guadagna, no, e commette fallo, quindi sarà calcio di punizione per la squadra ospite. Giovannetti si fa vedere tra le linee Trobiani, sulla sinistra per Di Rosa, Trobiani prova a servire il numero 4 Ciorciolini ma sbaglia il passaggio, riparte ancora una volta l'Ardea, contrasto aereo tra Panzeri e Mancini, vinto da Panzeri. Baldassarre, sovrapposizione di Panzeri, Baldassarre prova a metterla in mezzo sul secondo palo ma non c'è nessuno, prova a inseguire il pallone, Mirante ci arriva, lo salva, 1 contro 1, Mirante col sinistro si ferma, Mirante salta l'uomo, Mirante sulla linea di fondo, Mirante ancora, Mirante prova a metterla dietro per Monti che di esterno destro calcia, palla di poco fuori. Buona azione personale di Mirante che ha servito a rimorchio il numero 17 che però non è stato preciso nella conclusione. Si alza la linea difensiva dell'Ardea, Castellani lancia lungo, Giovannetti di testa, Panzeri anche, Baldassarre, difficoltà a mettere giù il pallone, ci riesce e subisce una spinta e conquista un fallo. 78esimo minuto, ancora 4-0 per l'Ardea. Giovannetti, Scafetti, Di Rosa, Trobiani, attenta la difesa rossoblu, Di Rosa ancora, Baldassarri fa scorrere il pallone, vince un contrasto ma arriva con prepotenza Colonnelli e spazia e rimessa laterale. Quanto manca? 10? 11. Ciorciolini la mette sul sinistro e la porta avanti col destro, Di Rosa ancora per Ciorciolini ma sbagliato il passaggio di Di Rosa, riparte il numero 17 De Carolis atterrato per non far partire il contropiede da Pisu, no, e da Trobiani che viene ammonito, è il quarto ammonito della partita. Ciccolini l'appoggia per Bilancini, Colonnelli con molto spazio a disposizione,
Lancia lungo per l'inserimento di Cataffo. Numero 10 Baldassarri per l'inserimento di Trobiani che prova a servire Monti sbagliando. Bene, Troppi! Palla ancora a Castellani. 10 minuti alla conclusione. Secondo tempo equilibrato, un po' di occasioni. Colonnelli. Ancora Colonnelli che rischia per saltare l'uomo e Ciorciolini recupera palla, la mette in mezzo per Monti che quasi si fa anticipare, anzi si fa anticipare, spazza poi il numero 17 De Carolis. Buona occasione non sfruttata ancora una volta da W3 Roma Team. È restato a terra il numero 3 Colonnelli nel contrasto precedente. Ma gli va secondo te? Gabri? Riprende il gioco. Colonnelli sembra intenzionato a rientrare in campo. Di Rosa. Trobiani appoggia dietro. Scafetti. Giovannetti. Si appoggia sull'out di destra per Panzeri. Prova ad andare centralmente ma viene intercettato bene da De Carolis. Ciccolini. Al centro per Pisu che di esterno destro serve il numero 17 De Carolis che rientra ma viene fermato efficacemente da Panzeri che rientra poi, spazza no, contrastato, rimessa laterale per i bianconeri. Battuta Giovannetti, si appoggia a Scafetti che lascia il portiere che va immediatamente da Di Rosa che ha molto campo a disposizione. Sbaglia completamente il passaggio, rientra in possesso palla il rosso-blu. Ciccolini cambia gioco col piede destro, con il collo destro. Sbaglia poi l'imbucato centrale Cataffo, però rientra in possesso del pallone. Ciorciolini. Trobiani, esterno destro per il numero 2, Panzeri. Baldassarri prova a servire di prima il proprio compagno, sbagliando. De Carolis appoggia per Ciccolini. Pisu prova il passaggio filtrante fuori misura e ancora una volta Pro. Panzeri chiude il triangolo con Ciorciolini, ancora Panzeri, buona azione sulla fascia destra. Baldassarri prova a rientrare verso il centro con il suo sinistro. Salta un uomo, ne salta due, viene anche trattenuto. L'arbitro lascia giocare per la regola del vantaggio. Cambia gioco nei confronti di Di Rosa. Si fa vedere al centro Mirante, ma Di Rosa sbaglia l'ennesimo passaggio. E riparte il contropiede dei rossoblù. Passaggio filtrante per il numero 11, Cataffo, che però viene anticipato da Pro, che con calma lo salta e fa ripartire l'azione bianconera. Trobiani porta avanti il pallone, non viene pressato. Baldassarri anticipato, no. Protegge il pallone, si gira e l'arbitro fischia fallo. Siamo a una trentina di metri dalla porta. Ora Manzer, dai cazzo, giocala subito. Mirante pronto a battere, 3 giocatori dell'Ardea in barriera. Vediamo se questa volta Mirante riuscirà a tirare una buona punizione, la mette forte sul secondo palo per Giovannetti che però non ci arriva, la palla scorre sul fondo, si riprenderà con la rimessa in favore del portiere con la tenuta verde, con la maglietta verde.
appoggia il proprio terzino destro, ancora Castellani, pressato da Monti, non si scompone e scarica su Bilancini. Vallesi, buona manovra in difesa della squadra rosso-blu, che riesce a saltare la pressione della W3 Roma Team. Mancini al centro per Cataffo, che vede i movimenti dei compagni, scarica sulla destra per Vallesi, che si inserisce come al solito, aspetta la sovrapposizione, Vallesi va col destro, respinto da un buon ripiegamento di Trobiani. Vallesi ancora batte la rimessa laterale. Pisu, salta un uomo, spera in un movimento di un compagno che non c'è, rimessa dal fondo. Giovannetti, Trobiani, perde un contrasto, c'è Pisi, un possesso del pallone, Muse, non gli arriva il pallone, Baldassarre prova a ripartire, rientra bene, sempre con il sinistro, diamo Baldassarre, corridoio centrale, Baldassarre prova a rientrare, doppio passo, Baldassarre ancora, scarica soltanto adesso per il numero 4 Ciorciolino, che prova la battuta, niente da fare, Baldassarre. Ciorciolini, Panzeri, prende tutta la fascia, la mette forte in mezzo, ci arriva Colonnelli, la palla si impenna tranquillamente, Castellani la fa sua, scarica su Vallesi, che viene pressato da Mirante. Lancia lungo la difesa rossoblu, intercettato il passaggio. Ciccolini mette ordine. Ciccolini ancora si gira elegantemente, scarica su Colonnelli, che va velocemente da Mancini. Prova l'imbucata di prima il numero 16, sbagliando. Riparte velocemente l'azione bianconera, che però si ferma perché Monti sbaglia lo stop. Castellani, Bilancini, Ciccolini, Colonnelli, Bilancini, Muse, Vallesi, triangolo con Muse, intercettato da Trobiani, Di Rosa, Trobiani, Baldassarre, di tacco, si gira, Di Rosa, ancora per Trobiani, che porta palla col sinistro e subisce fallo, una trattenuta prolungata. Battuta velocemente la punizione con Panzeri, che si propone, prova a rientrare, ma viene contrastato da un difensore del rosso-blu. Ciorciolini, imbucata per il solito Panzeri, che non ci arriva, rimessa dal fondo. Buona Giorgio! Ultimo minuto di gioco. Castellani lancia lungo. Giovannetti, Ciorciolini, Trobiani di sinistra sbaglia. Contropiede dei rosso-blu con Pro, che però ferma l'azione della squadra di casa uscendo efficacemente. Panzeri, Ciorciolini, Baldassarre scarica sulla destra per il fratello Baldassarre, il 7 per Panzeri, sbaglia lo stop ma rimedia. Panzeri ha un pochino di spazio, scarica per Mirante, che rientra ancora sul sinistro. Mirante ne salta uno, ne salta due, ancora Mirante prova il sinistro, respinto ancora, e adesso riparte l'azione dell'Ardea, ma l'arbitro ha visto un fallo precedente e preferisce fermare il gioco.
Arriva Castellani sul pallone per una delle ultime azioni della partita. Trobbiani intercetta. Numero 15 prova a imbucare centralmente, ma è buona la copertura di Scafetti. Palla subito per Di Rosa. Baldassarre. Oggi è abbastanza in ombra Baldassarre, non ha avuto occasioni da gol. Di Rosa. Ciccolini con calma sulla fascia destra. Di Rosa, Scafetti. Giovannetti per Panzeri. Sbaglia il passaggio Panzeri. Ciccolini, il migliore in campo. Allarga di esterno destro per l'inserimento di Vallesi, che ricambia gioco verso De Carolis, ma questa volta Panzeri è attento e la palla finisce in fallo laterale. Mancini con la palla tra le mani per De Carolis, raddoppiato De Carolis, perde il possesso del pallone con Baldassarre che subisce fallo e De Carolis viene ammonito, il quinto ammonito della partita. L'arbitro ha dato 2 minuti di recupero. Panzeri. Trobbiani. Per Monti, bel colpo di tacco per Ciorciolini che ha un po' di spazio. Ciorciolini, punta il difensore. Ciorciolini col destro. Centrale ancora una volta. Castellani in sicurezza. Mantiene la propria porta inviolata. Amoriello, Vallesi, Ciccolini, De Carolis in mezzo a due, li salta anche un terzo uomo. Colonnelli, Mancini non subisce fallo. Attenzione, polemica a centrocampo. Panzeri batte la rimessa laterale. Giovannetti. Scafetti. Di Rosa. Per Baldassarre anticipato da Amoriello per l'ennesima volta in questa partita. Di Rosa per Monti, ma recupera palla l'Ardea con Vallesi. È ributtata giù. Ah, sei te. Ciccolini, Colonnelli per Mancini e l'arbitro fa il triplice fischio. Partita finita 4-0 per l'Ardea. Tutti i gol siglati nel primo tempo.